Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli, e per voi, appassionati tifosi del nostro club, è già arrivato un aggiornamento di mercato che potrebbe rappresentare un passo decisivo nel progetto di Antonio Conte per la prossima stagione. Come sempre, qui sul canale vi portiamo le informazioni più affidabili e aggiornate su tutto ciò che accade dietro le quinte del Napoli. Quindi lasciate il vostro like, abbonatevi e attivate la campanella, perché la notizia di oggi riguarda un nome forte per il ruolo di terzino e importanti movimenti tra agenti e dirigenza. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio a comando della piattaforma DAZN, il difensore del Bologna Sam Boukhema sarebbe il principale obiettivo del Napoli in difesa per la stagione 2025-26. La notizia, pubblicata sul suo profilo ufficiale, conferma che ci sono già stati contatti diretti tra Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, e il padre e il manager del giocatore olandese. Non ci sono ancora trattative formali tra i club, ma l'interesse del Napoli è forte e crescente. Boukhema, classe 1998, è stato una delle punte di diamante della squadra emiliana. Con prestazioni costanti, una presenza fisica impressionante e ottime letture difensive. Sarebbe un tassello importante per rinforzare la difesa napoletana, che ha bisogno di nomi affidabili per la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League. Con l'arrivo di Conte, il profilo dei rinforzi è cambiato, si cercano giocatori con personalità, intelligenza tattica e pronti per una competizione di alto livello. Boukhema si inserisce perfettamente in questa visione ed è considerato la priorità numero 1 per la difesa. Vale la pena ricordare che il Napoli ha già ingaggiato Marianucci, ma la pianificazione difensiva è tutt'altro che conclusa. Il consiglio di amministrazione sta lavorando dietro le quinte per chiudere rapidamente le trattative e garantire a Conte una rosa completa fin dall'inizio del precampionato. L'aspettativa è che, una volta terminato il campionato, le trattative con il Bologna procedano rapidamente per cercare di rendere possibile l'arrivo del centrocampista. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Siete d'accordo con l'ingaggio di Boukhema per guidare la nostra difesa? Pensate che possa essere il partner ideale per guidare la difesa di Conte verso una stagione da protagonista? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e, naturalmente, se vi è piaciuto questo esclusivo aggiornamento di mercato, lasciate un super ringraziamento per rafforzare il canale e seguiteci ad ogni passo di questa nuova era azzurra.